un amico che ci ha dato dentro troppo con le droghe, che ora quando parla sembra inventi le parole. Gira il mio paese, sembra solo un vecchio pazzo agli occhi di sta gente che di ciò che ha fatto non sa un cazzo. C'ho un amico che mi chiama quando è nella merda e spera che io possa risolvergli qualche faccenda. Dice che la vita è ingiusta oppure è stata sfiga, ma io so che è lui che è stato ingiusto verso la sua vita. C'ho un amico con le pare, sono onesto, sono stanco di ascoltare le sue lamentele in ogni pezzo. Chissà che cazzo pensa lui di quelli che lo ascoltano, ma io voglio sentire rap, non sono uno psicologo. C'ho un amico che ha trovato una compagna, onestamente sembra che sia più la sua nuova mamma, che gli dice cosa fare, cosa no, cosa può, se glielo faccio notare chiede che ne so. C'ho un amico che è indeciso e perde tempo, che sta diventando vecchio mentre aspetta il suo momento, come se tutto il mondo fosse fermo ad aspettarlo, mentre pensa alla partenza gli altri stanno già al traguardo. C'ho un'amica che vorrebbe avere figli e non capisco perché viene da me a chiedere consigli. Cerca un uomo alto, bello, ricco, intelligente, con la tartaruga, il cazzo grosso ed altre fantascienze. C'ho un amico che è bugiardo, che mi fa incazzare, dice una montagna di stronzate ma mai niente di grave. Io non so perché lo faccia, merda non ha senso, ma forse mente a tutti che lo fa già con se stesso. C'è mia madre che è Novax, cazzo posso dirle, lei crede alle storie che si inventa qualche imbecille, che la libertà è un'arma a doppio taglio. Credo di saper la verità, ma magari sbaglio. Merda. Forse sono stato un po' saltato da un ramo all'altro senza una certa ordine nel mio discorso, ma vi ho detto tutto quello che il mio animo mi ha suggerito di dirvi. Io ai giovani questo io dico e martello su questo punto: battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui io ho lottato io e lotto ancora oggi, ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.